Benvenuti all'ottava giornata di campionato di Serie C2 Girone B. Oggi va in scena Ardea contro San Vincenzo De Paoli, prima contro ultima in classifica. E inizia proprio in questo istante. Prova l'imbucata a Galasso, ma sbaglia tutto. Regala la ripartenza, prova il tiro e arriva il vantaggio con una gran puntata. Vantaggio a sorpresa del San Vincenzo De Paoli. Rimessa in fase offensiva. Pucino trova il sinistro e la incastra sotto l'incrocio dei pali. Il pareggio meritato dell'Ardea. Adesso Valenza rilascia da Pucino, però capisce tutto, ripartenza, va dal secondo palo e arriva, ritorna in vantaggio il San Vincenzo che con i suoi contropiedi sta punendo l'Ardea. Pennella, spalle alla porta, prova a girarsi, viene chiuso e trova una rimessa in fase offensiva. Chiama lo schema intanto Proietti. Va da Biamonte, prova il tiro e sul secondo palo trova Valenza e arriva il pareggio. Pucino, Valenza, ritorna da Pucino, 1 contro 1, trova il mancino e trova il gran gol. Pucino, ma sempre col suo grande mancino. 3-2 Ardea. Galasso, 3 contro 2 per l'Ardea. Galasso va da San Marco che prova l'imbucata e trova ancora Pucino. Grande ripartenza. Ma viene rubata palla da San Marco, 3 contro 1. Biamonte. E il portiere che stavolta capisce tutto e salva i suoi. E arriva, accorcia le distanze il San Vincenzo. San Marco, 1 contro 1, tiro e trova il gol con un gran mancino. La sterzata, il tiro e accorcia le distanze il San Vincenzo, un gol importante a fine primo tempo per riaprire questa partita. Intanto vengono allontanati alcuni dirigenti dell'Ardea che si lamentavano di un fallo su schema. Intanto l'arbitro fischia alla fine del primo tempo, ma molte le proteste dell'Ardea e arriva adesso il fischio. Da Galasso, prova il tiro di prima, il portiere risponde ma sulla ribattuta il più lesto di tutti è San Marco e la butta dentro. Attenzione, prova il tiro e trova il gol il San Vincenzo che non molla mai.
ma Galasso recupera il pallone, riparte per i suoi, prova la puntata e trova un gran gol, palla all'angolino. Proietti allarga tutto per Pucino che a campo prova la puntata e trova il gol e firma il suo poker personale e l'8-5 per l'Ardea, che adesso allunga. Tanto adesso arriva un fallo da dietro di Pucino e viene pure ammonito. Adesso il San Vincenzo che allarga palla, prova il tiro e poi è sfortunato Proietti a buttare nella carambola. Galasso, ancora Proietti e arriva adesso il fischio finale. Finisce qui dunque la partita, l'Ardea che guadagna 3 punti importanti e rimane imbattuta in campionato. Le assenze si sono fatte leggermente sentire, soprattutto in fase difensiva, perché poi in fase offensiva penso siamo stati abbastanza bravi. Abbiamo giocato comunque tutti come meglio sapevamo, quindi abbiamo dato il massimo e questo si è visto il risultato finale della partita. Purtroppo ecco, l'assenza di Pelesigno, Daniele Bernardini, lo stesso Valenza che non era al 100%, ci hanno un po' limitato, però ecco, siamo riusciti comunque a portare a casa la vittoria e era quello che comunque dovevamo fare e siamo riusciti a farlo al meglio. Questa squadra dopo 8 giornate è ancora imbattuta, è prima in classifica. Dove può arrivare alla fine del campionato? Noi cerchiamo di mettercela tutta per restare comunque in alto, far vedere il nome dell'Ardea in alto e continuare a giocare bene. Poi dove arriviamo vediamo sulla carta ci sono tante squadre che sono come noi, potrebbero essere più forti di noi dobbiamo entrare in campo, giochiamo le partite e poi a fine anno tiriamo le somme e vediamo dove siamo arrivati.